Eccoci, prosegue la nostra carrellata di attività sportive, siamo qui con la Scherma San Marco. Voi siete la società sportiva neonata della nostra città, raccontateci questo nuovo progetto, questa nuova avventura della vostra Scherma. Beh, noi siamo nati l'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, i progetti sono tanti, tante idee in testa, cerchiamo di portare a termine tutti i progetti. Abbiamo incominciato con il percorso con il piccolo rifugio, iniziamo con i bambini a fare la scherma da 5 anni, portiamo la scherma da ovunque ce lo chiedono. Cerchiamo di far conoscere questo sport fantastico a tutti i bambini, ma anche agli adulti, perché non è che il bambino deve fare scherma, anche gli adulti possono fare scherma, possono incominciare a qualsiasi età. Grazie maestro, invece Maddalena, tu la società è neonata ma tu sei pratica da molti anni di questa disciplina, perché secondo te dovrebbe un bambino cominciare a praticare la scherma? Allora, innanzitutto noi siamo una famiglia allargata, quindi oltre ad essere una società sportiva, i ragazzi pur avendo e frequentando uno sport individuale hanno la possibilità di collaborare con gli altri. Noi cerchiamo di fare gruppo il più possibile, creiamo spogliatoio e creiamo e partecipiamo a questi eventi proprio perché facciano gruppo. Che sono i sani principi dello sport che ci piace oggi. Dove vi troviamo se volessimo provare la scherma con la società San Marco? Ci trovate in via Lorenzo da Ponte 14 a Vittorio Veneto e prossimamente da ottobre apriremo la nuova sede a Conegliano in via Italia 141. E allora verremo tutti a trovarvi lì. Grazie! Grazie. Ciao, grazie.